Lussurio era un giovane soldato romano, dotato di grande intelligenza e passione per la lettura. Un giorno, mentre camminava per le strade affollate della città, udì delle parole che gli cambiarono la vita. Era un vecchio saggio che recitava un salmo, un canto che parlava di speranza e di fede. Quelle parole penetrarono profondamente nel cuore di Lussurio, accendendo in lui una curiosità insaziabile. Lussurio decise di procurarsi altri testi della Bibbia. Leggeva di nascosto, imparando i salmi e le parole dei profeti a memoria, come se fossero una melodia che non poteva dimenticare. Ogni parola era come un seme piantato nel suo cuore, che cresceva e fioriva in una fede sempre più profonda. Finalmente fu permesso di leggere anche i Vangeli. Quelle pagine lo commossero così tanto che Lussurio decise di convertire la sua vita a Cristo. Si fece battezzare in segreto, sentendo nel suo cuore una gioia mai provata prima. La sua anima era come un campo arido che aveva trovato l'acqua. Ma in quei giorni bui, la persecuzione dei cristiani si intensificava. Il prefetto Delfio, un uomo crudele e spietato, applicava i decreti imperiali con ferocia. Un giorno, Lussurio venne catturato e portato al cospetto del prefetto. Il cuore di Lussurio batteva forte, ma non per la paura, bensì per la consapevolezza di essere chiamato a testimoniare la sua fede. Delfio lo guardò con occhi gelidi e gli ordinò di rinnegare Cristo. Ma Lussurio, con voce ferma e sicura, rifiutò. Venne legato a un palo e frustato senza pietà. Ogni colpo era come un tuono che scuoteva il suo corpo, ma Lussurio non smetteva di cantare i salmi che tanto amava. Le sue parole risuonavano nell'aria come un inno di speranza e di fede. Il prefetto, furioso e incredulo davanti a tanta resistenza, decise di farlo uccidere. Lussurio venne passato a fil di spada, ma il suo spirito rimase indomito. Mentre il suo corpo cadeva, la sua anima volava verso il cielo, accompagnata dai salmi che tanto lo avevano ispirato. La sua storia non finì con la sua morte. Le sue parole e la sua fede continuarono a vivere nei cuori di chi lo aveva conosciuto, come un faro di luce in tempi oscuri. Lussurio divenne un simbolo di coraggio e di fede incrollabile, ricordato per sempre come un uomo che aveva trovato la verità e aveva scelto di seguirla fino alla fine. La sua vita ci insegna che la fede può dare forza anche nei momenti più difficili e che la verità è un dono prezioso da custodire e difendere con tutto il cuore. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.